Coronavirus, l'ultima vittima è l'antica Fiera del Soco. L'edizione 2020, prevista per settembre, è stata annullata. Non ci sono le condizioni per assicurare distanze e sicurezza sanitaria. Siamo arrivati un po' lunghi nella decisione, ma è stata veramente molto sofferta. E perché? Perché ci rendiamo conto, prima di tutto, dell'interesse generale della salute dei cittadini, di tutte le persone che possono venire, e poi siamo altrettanto consapevoli del danno economico che tutto ciò comporta. Quella del Soco è la più antica fiera del Veneto. Fonda le sue radici nella festa votiva iniziata nel 1267 a ricordo di un'apparizione della Madonna nella campagna di Grisignano. Il primo documento in cui è nominata è del 1555 e in tutti questi secoli non si ha memoria di interruzioni, di anni in cui sia stata annullata. Non abbiamo nemmeno notizia certa su questo, forse non è mai stato proprio annullato. Una fiera importantissima con migliaia di presenze tutti gli anni e con un indotto economico molto rilevante. L'annullamento dell'edizione che avrebbe dovuto tenersi a Grisignano di Zocco a settembre 2020 è molto grave per tantissime attività commerciali e per le associazioni vicentine. Noi abbiamo sempre tenuto la fiera come un evento che ha un carattere, un bilancio sociale importante. Se noi pensiamo che abbiamo le scuole materne, le parrocchie, le polisportive, l'unione sportiva, il judo, l'associazione che si occupa degli anziani, c'è una ricaduta pazzesca da questo punto di vista. Ora non dico che non sono più in grado di fare attività durante l'anno, ma certo questo avrà un impatto nelle famiglie, perché se prima potevano queste associazioni dedicare molta attenzione e quindi ridurre rette, insomma partecipazioni a corsi e tutto, la situazione sarà completamente diversa.